Settimana scorsa, introducendo al DEFR, abbiamo cercato di offrire la nostra lettura del contesto generale nel quale siamo chiamati ad operare le nostre scelte. Lo abbiamo fatto partendo da alcuni dati oggettivi relativi alla situazione di profonda incertezza che anche la nostra Regione sta attraversando. Oggi vorremmo riprendere quel filo, quel racconto, andando al cuore dei problemi e misurando, questa volta sì con i numeri del bilancio, la qualità delle risposte concrete che sapremo dare e che saremo in grado di mettere in campo per il prossimo anno. La legge di stabilità regionale, nello specifico, il primo dei 3 documenti che analizziamo, contiene delle previsioni tese a realizzare effetti finanziari e più in generale incide sulla possibilità di intervenire sulle politiche pubbliche regionali tramite la leva fiscale. Questo è il senso del documento che andiamo ad approvare. Sappiamo benissimo che questo tipo di manovra, quella di natura fiscale, per le regioni è molto limitato, ma non è di certo escluso. Su alcuni di questi margini di intervento possibili, infatti, si muove anche questo progetto di legge. Un primo intervento riguarda la tassa automobilistica regionale, specificando esenzione ed esoneri dal pagamento per alcune categorie meritevoli d'attenzione, i portatori di handicap, i minori trapiantati. Sono interventi che avevamo sollecitato anche nel corso della scorsa discussione di bilancio e che dunque non possiamo che accogliere con favore e apprezzare, così come l'adeguamento degli scaglioni IRPEF alle nuove soglie definite in sede nazionale, che eleva a 50.000 euro il reddito superiore per la fruizione delle agevolazioni per i soggetti con disabilità. Anche questa è una misura che condividiamo. Sono poi presenti anche altri 2 interventi, uno sulla tassa automobilistica, in particolar modo dei veicoli storici, e l'altro intervento molto importante sul piano fiscale riguarda l'IRAP e introduce una differenziazione di aliquote per alcune categorie economiche. Quest'ultimo intervento è il risultato di un emendamento presentato dalla Giunta in sede di prima commissione, finalizzato a rideterminare al 3,90 l'aliquota IRAP applicata alle IPAB con una consistente riduzione rispetto all'aliquota vigente, con l'obiettivo di equiparare, direi finalmente, il trattamento degli istituti dei soggetti pubblici che operano in ambito dell'assistenza rispetto ai privati. Una manovra che costa 8,8 milioni di euro, che mi sembra doverosa, importante, utile soprattutto in questo momento. Al contempo si prevede una maggiorazione dell'aliquota per alcune categorie di imprese, in particolare quelle dei settori energetici, di poste, telecomunicazioni, servizi bancari e finanziari, con un'entrata stimata di quasi circa 20 milioni di euro. Sono questi, in brevissima sintesi, gli interventi contenuti nella legge di stabilità. Tornerò ovviamente più avanti su quali possono essere altri strumenti, oltre alla tassa automobilistica e la differenziazione per categorie ai fini IRAP, quali altri strumenti nella disponibilità delle regioni per incidere sull'assetto fiscale e finanziario del territorio. Perché forse, prima di decidere o ragionare se attivare altri strumenti, è più utile confrontarci attorno al contesto nel quale ci troviamo ad operare e attorno al significato reale, all'utilità vera di qualsiasi intervento di natura fiscale. E solo dopo, eventualmente, valuteremo altre modalità di intervento che peraltro sono oggetto di una serie di emendamenti che come minoranze abbiamo presentato al progetto di legge. Abbiamo detto più volte quanto lo scoppio della pandemia, la recessione economica che rischia oggi di seguire la crisi energetica abbiano travolto tutti quanti e quanto gli impatti più devastanti della pandemia prima e della crisi economica oggi stiano interessando le fasce più fragili, più esposte della popolazione, stanno acuendo vulnerabilità antiche e stanno anche facendone emergere di nuove. Gli effetti di questi shock sulle condizioni economiche delle imprese e delle famiglie, anche alla luce di come si sono distribuiti tra le imprese e tra le famiglie, dovrebbero convincerci a rivedere alcune politiche pubbliche, partendo prima di tutto da quelle di natura redistributiva.
Dopo il virus, infatti, anche la crisi energetica e la correlata spinta inflazionistica, che riguarda prima di tutto i beni energetici e i beni alimentari, stanno pesando sui livelli di ricchezza delle persone in maniera differente. Perché l'inflazione non colpisce tutti allo stesso modo. Colpisce di più i redditi fissi, stipendi e pensioni, colpisce di più i redditi medi e medio-bassi, che spendono in consumi la maggior parte della loro ricchezza. L'inflazione, insomma, lo disse Einaudi, è la tassa più iniqua di tutte, perché colpisce di più chi ha meno, erode progressivamente il potere di acquisto, soprattutto quando va in doppia cifra come quella che stiamo affrontando oggi. Sappiamo quanto tra il 2020 e il 2022, grazie a manovre rilevanti messe in campo dal Governo, di fatto quasi tutte a debito, si sia riusciti a contenere gli impatti della pandemia su redditi, occupazione e produzione. Questi interventi però, per quanto importanti dal punto di vista quantitativo, non ci hanno messo al riparo da una contrazione generalizzata della ricchezza e da una più rapida crescita della povertà, fattori che influenzano direttamente la possibilità delle persone di accedere ai servizi pubblici essenziali, quali la salute, l'istruzione, la casa. Queste difficoltà, che riguardano direttamente la vita delle persone, i bisogni materiali delle persone, si sono aggravate negli ultimi mesi e sono destinate ad aggravarsi ancora di più nei mesi che ci aspettano. E io penso che, anzi, so perfettamente che affrontare queste emergenze costa e che le risorse sono limitate. Vi chiedo quindi di non porci questo argomento come tema della discussione, perché lo possiamo dare come acquisito, ma poiché dovrebbe essere nostro dovere garantire i diritti sociali alle persone in maniera equa, cioè a tutti i diritti, dovremmo ridurre le diseguaglianze e dobbiamo necessariamente chiederci come intervenire. La risposta che non ci sono i soldi non è una risposta sufficiente che ci esenta dalla responsabilità che dobbiamo affrontare. Lo Stato in questo senso può dare un supporto, dirò magari poi come la manovra del nuovo governo dà o non dà supporto in maniera equa a tutti, ma sta anche oggettivamente in capo alle istituzioni regionali la responsabilità di intervenire, sui bisogni sociali e materiali delle persone, e per fare questo sta nella responsabilità della Regione trovare le risorse per farlo. Lasciare indietro un pezzo rilevante della nostra società, magari la parte più vulnerabile, più fragile, più esposta, non impegnarsi direttamente nel sostegno e supporto di famiglie e imprese, rinunciare alla responsabilità della politica territoriale, come stiamo facendo noi qui dicendo non ci sono soldi, non è all'altezza della nostra regione e avrà delle conseguenze. La prima, che ci preoccupa, è che ci espone pesantemente alla competizione tra territori. Guardate, io capisco, l'ha ricordato immancabile anche il relatore Sandonà, capisco perfettamente il messaggio elettorale, ma non solo, anche tutto politico, del Veneto tax free, del non mettere le mani nelle tasche dei veneti. Ma se il costo sociale di questo Veneto tax free è che devo ritirare il figlio dall'università perché non gli paghiamo la borsa di studio a cui comunque avrebbe diritto, se il costo del Veneto tax free è che devo rinunciare ad un'assistenza adeguata per il mio anziano familiare non autosufficiente perché non posso permettermi la retta delle case di riposo, se il costo del Veneto tax free è che non riesco a farmi una visita medica nelle strutture pubbliche perché le liste d'attesa sono troppo lunghe, se il costo del Veneto tax free è che dentro i consultori familiari non ci sono i servizi di cui le donne hanno bisogno, se non trovo lavoro a causa del Veneto tax free perché le rette degli asili nido dove mandare i miei figli sono troppo alte e mi costa meno stare a casa e non lavorare ed occuparmi di loro e risparmiare la retta dell'asilo nido. Questi sono solo qualche esempio
Posso io davvero in queste condizioni che sono di disagio, soprattutto per chi non ce la fa, consolarmi pensando, vabbè, però almeno siamo tax free? E soprattutto, quando vedo che in Emilia, in Toscana, in Lombardia, in Liguria, ditemi voi quale regione vogliamo prendere ad esempio, io queste cose le posso fare perché non sono tax free, ma secondo voi io cosa penso? Come mi consolo? Io lo so, lo dico soprattutto al Presidente Zaia che è con noi oggi, che non esiste una ricetta facile. Non è facile per nessuno assumersi determinate responsabilità. Non siamo a proporre scorciatoie o ad avanzare proposte facili. Comprendiamo tutte le difficoltà. Certo, non possiamo però girarci dall'altra parte, tutti insieme. Qualcuno deve affrontare le responsabilità a cui siamo tutti insieme chiamati. Certo, poi mi rendo conto che è molto complicato valutare in che modo e fino a che punto le politiche fiscali siano in grado di estendere i diritti sociali o di porre un freno alle crescenti diseguaglianze. Non basta aggiungere una tassa per dire che abbiamo abolito la povertà. Io penso che però lo possano essere se vengono applicate in maniera redistributiva, cioè con una forte progressività, e se sono in grado e se ci consentono di mettere risorse a disposizione per determinati e cruciali interventi. In quel caso le politiche fiscali possono raggiungere la funzione redistributiva per cui esistono. Perché al mondo, in Italia, la Costituzione dice che le tasse servono per redistribuire risorse tra chi ne ha di più e chi ne ha di meno. Non è un divertimento mettere le tasse, è una necessità, può essere una necessità quando noi dobbiamo redistribuire di fronte al fatto che chi non ce la fa, non ce la fa più. Ecco perché un eccessivo divario nelle opportunità tra cittadini e tra territori non è solo, diciamo, una necessità etica evitarle, ma può produrre conseguenze serie in riferimento alla coesione sociale, può alimentare tensioni e può addirittura finire per rallentare la crescita economica, perché un territorio dove si sta bene è un territorio che cresce dal punto di vista economico. Un territorio fatto di diseguaglianze e di tensione sociale è un territorio destinato anche al declino dal punto di vista economico. Ecco perché noi abbiamo proposto una misura emendativa, una manovra emendativa, che non va nella direzione ce ne deve essere per tutti, ma abbiamo individuato in particolare alcuni interventi che a nostro giudizio sono esattamente finalizzati ad aumentare la coesione sociale e a consentire alla nostra regione, malgrado le difficoltà, di tornare a correre. Proporre investimenti sulla sanità e sull'istruzione vuol dire contribuire a ridurre le diseguaglianze, non solo di reddito, e dunque contrastare la povertà, migliorare la mobilità sociale, favorire la crescita economica. Gli investimenti sulle infrastrutture sociali, citavo prima gli asili nido, le case di riposo, promuovono l'emancipazione sociale delle donne e non solo, supportano la famiglia, la natalità, aumentano la coesione sociale, aiutano la ripresa economica. Non sono costi degli sfigati da mantenere, sono investimenti per avere una società coesa, produttiva, capace di guardare al futuro. Perché se c'è un tema legato alla lotta alle diseguaglianze, tanto territoriali quanto sociali, lasceremo poi ovviamente alla discussione del bilancio la valutazione più propria delle politiche allocative, sta nella legge di stabilità decidere se vogliamo assumere il tema della funzione redistributiva come contrasto, come strumento di contrasto all'ingiustizia sociale, che è insita nelle nostre società, e se noi vogliamo contrastarla abbiamo una possibilità. Soprattutto perché le imposte dirette, quelle personali, quelle sul reddito, riducono le differenze nel passaggio tra i redditi di mercato, diciamo così, e i redditi disponibili.
I redditi di mercato sono delle volte profondamente inique, le tasse servono per definire dei redditi disponibili più giusti. È indubbio, naturalmente, che le diseguaglianze di cui stiamo parlando si ingenerino nella fase precedente all'imposizione fiscale. Stanno dentro la società, dicevamo prima, e su questo ci sarebbe moltissimo lavoro da fare. Le differenze di opportunità si ingenerano prima dell'imposizione fiscale, sono differenze di censo, di genere, generazionale, territoriale, e su quelle c'è sicuramente molto da fare. Il blocco dell'ascensore sociale sta nel modello di sviluppo che ci siamo dati, prima ancora che nel modello ovviamente o nell'impianto fiscale. Ma sta a noi decidere se costruire politiche fiscali che contrastino quella iniquità o se vogliamo continuare a perseguire e a mettere in atto politiche fiscali che anziché contrastare le differenze di opportunità le assecondano. E noi in questo momento le stiamo assecondando, perché stiamo sollecitando uno sviluppo della società in cui chi ha di più può fare di più, può mandare comunque il figlio all'università, anche se non paga l'addizionale IRPEF, perché ha i soldi per poter pagare la retta, può farsi comunque la visita medica velocemente, perché può andare nelle strutture private, può comunque mandare i figli all'asilo nido e far lavorare la moglie, perché tanto ha le risorse per farlo. Anche su questo, guardate, provo a fare alcuni esempi concreti, perché noto che ci sono alcune inclinazioni che io pensavo e speravo fortemente superate, che invece si ripropongono nella nostra discussione. La prima questione riguarda la sanità. Io pensavo che questo Paese avesse concluso la fase in cui ci eravamo tutti convinti che sulla sanità si potesse tagliare risorse e finanziamenti, cosa che è avvenuta in questo Paese per decenni. Oggi ci troviamo a dover discutere dell'ambito sanitario, sapendo che a livello nazionale hanno stabilito degli stanziamenti totalmente insufficienti a garantire anche a regioni virtuose come la nostra di poter mantenere il livello di qualità dei servizi che abbiamo, perché 2 miliardi, di cui 1,4 soltanto per affrontare i costi energetici, sapete benissimo che non sarà sufficiente a fare il lavoro che dobbiamo fare. Come si fa a trascurare gli effetti di questa decisione? Ma anche la manovra flat tax, condono fiscale, soglie contanti, sono tutti interventi che a mio giudizio vanno nella direzione sbagliata e contrastano con quell'idea di giustizia sociale di cui ho provato a parlare fino ad ora. E dunque cosa fare? Io penso che noi dovremmo farci tutti questa domanda. Chi sta nei tavoli della Giunta, chi sta nei banchi della maggioranza e chi sta nei banchi dell'opposizione. Cosa fare dunque oggi, mentre discutiamo del bilancio dei prossimi 3 anni, per ridurre le diseguaglianze in questo territorio? Cosa fare per ampliare le opportunità in Veneto? Io lo dico serenamente, malgrado si sia fatto una serie di emendamenti in tal senso. Possiamo anche fare a meno di avanzare proposte, però lo chiediamo a voi. Noi un'idea ce l'abbiamo, lo chiediamo a voi, ma non in maniera provocatoria o retorica, in maniera seria, insieme, ragioniamoci su, si direbbe, no? Cosa facciamo per ridurre le diseguaglianze e affrontare i drammi che il Veneto, come il resto dell'Italia, dovrà affrontare nei prossimi anni? Toccherebbe a noi farlo tutti insieme, seriamente, venire qui magari in quest'Aula e affrontare qui questo tipo di dibattito, non in altri luoghi, con altri soggetti. È qui, Presidente Zaia, che lei può trovare un confronto rispetto a questi temi, se ritiene, come io penso lei debba ritenere, che questo Consiglio regionale sia il luogo in cui si deve dare la risposta a quelle domande che ho posto. Chi si assume la responsabilità e chi decide. Io penso tocchi a questo Consiglio regionale. Noi vi abbiamo provato a illustrare anche troppo lungamente, direte voi, nei giorni scorsi, qual è la situazione che abbiamo davanti, in cui ci troviamo.
So che la conoscete benissimo anche voi, mi rivolgo ai consiglieri di maggioranza e so che non potete sempre discutere come sarebbe doveroso per quest'Aula. Capisco le tattiche d'Aula, quindi non è una critica, ma forse sarebbe utile poterlo fare per accrescere la qualità del confronto tra di noi, no? Noi però, pur conoscendo la situazione come voi, vi abbiamo detto qual è il nostro obiettivo, qual è stato nella discussione delle settimane scorse e quello che sarà anche nelle discussioni di questi giorni. Noi vogliamo lavorare, come penso ciascuno di voi, per la coesione sociale e la crescita economica della nostra regione. Noi vi abbiamo detto che servirebbe un insieme di politiche, tra cui anche quelle fiscali, per contrastare le diseguaglianze. Allora, senza la pretesa di sostituirci a lei, Presidente, e sapendo perfettamente quanto la responsabilità che lei ha e che noi insieme a lei abbiamo è una responsabilità pesante, io le dico solo questo, che l'addizionale regionale dell'IRPEF è l'unico tributo proprio delle regioni. Non ci sono tanti altri margini di manovra. Destina interamente il gettito alle politiche regionali, mai più autonomisti che con l'addizionale IRPEF potremmo essere. Si tratta per definizione, così lo definiscono perlomeno i manuali, il tributo principe nella determinazione dell'autonomia impositiva delle regioni. In Italia esistono solo 4 regioni che non applicano l'addizionale IRPEF, o meglio, lo dico perché poi non si capisce mai, che non applicano la parte eccedente a un'addizionale regionale che già esiste ed è decisa dallo Stato: la Sicilia, la Sardegna, la Val d'Aosta e il Veneto. Quindi di fatto sono 3 regioni a statuto speciale e una sola regione a statuto ordinario. Lo dico perché delle volte, quando si è gli unici tra tutti, o si è super intelligenti o si è super sciocchi. La scelta delle altre istituzioni rispetto all'addizionale IRPEF è molto variegata. Ci sono regioni che hanno fissato un unico scaglione, ce ne sono altre che hanno fatto 2 fasce, altre hanno invece investito sulla progressività. Abbiamo tante opzioni davanti. La ricetta non è né unica né facile. Questo è indubbio. Non sta a noi avanzare la proposta definitiva. Non sta a noi dire a lei, Presidente, cosa c'è da fare. Sta a noi dirle di cosa ha bisogno il nostro Veneto. A me resta da citare soltanto e da sottolineare il fatto che è chiaro, io penso che nessuno dei governatori delle altre 20 regioni si sia divertito a aggiungere l'addizionale IRPEF. So però che tutte le altre regioni che lo hanno fatto hanno maggiori disponibilità finanziarie, hanno scelto di esercitare l'autonomia impositiva delle regioni, si sono assunte una responsabilità e oggi probabilmente sono più in grado di noi di dare le risposte che servono. E dunque c'è una ragione, che non dipende da scelte politiche di allocazione di risorse. C'è una ragione ben precisa per cui l'Emilia-Romagna investe di più in cultura, la Toscana investe di più nei servizi sociali, la Lombardia investe di più nel sostegno alle imprese. C'è una ragione per cui i veneti preferiscono trasferirsi da Padova o da Treviso a Milano o a Bologna. Ed è molto semplice, perché lì ci sono più opportunità, perché le scelte politiche hanno portato quelle regioni a poter offrire qualcosa in più, qualche opportunità in più, qualche tutela in più. Ora, sulla base di tutti questi fatti e dentro il contesto complicato in cui ci troviamo ad agire, provando davvero, spero che si colga, a lasciare fuori da quest'Aula discussioni retoriche, propagandistiche, ma provando davvero a stare sui problemi, io mi chiedo e vi chiedo se non pensate che la leva fiscale, per quella finalità redistributiva che può avere, possa o non possa essere, nel contesto in cui ci troviamo, un'opzione concreta e utile
per la lotta alle diseguaglianze. Il tema non è non mettere le mani nelle tasche dei veneti, non può essere questa la nostra funzione, lo sanno fare tutti. La nostra funzione, quello che ci distingue da tutti gli altri, è come mettere quelle mani in quelle tasche e se mettercele per contrastare le diseguaglianze e favorire la coesione sociale. È questa la sfida che abbiamo davanti, capaci tutti di tenere le braccia conserte e non metterle da nessuna parte. Difficile è usare quelle braccia per risolvere i problemi dei veneti, perché la risposta non ci sono soldi, dal mio punto di vista, non è più sufficiente. Ecco, quindi la questione a me sembra molto chiara e devo dire che mi sembrano molto chiare anche le responsabilità. È un tema davvero cruciale, è un tema anche semplice se vogliamo. Io penso che una società più giusta, più uguale, fondata sulla coesione sociale, è il contesto migliore per tutti ed è volano economico per tutti. Esercitare la funzione redistributiva, consentire uno sviluppo equilibrato è una necessità non del Veneto, di tutte le economie moderne, di tutte le società moderne. La necessità di utilizzare le politiche per correggere le storture del modello è una necessità. Concludo con un'ultima considerazione davvero che lascio così perché rimanga nella correlazione. Io penso che la nostra Regione non possa continuare ad aspettare ferma l'aiuto dall'esterno. Una volta sono le risorse del PNRR, una volta sono i fondi comunitari, la programmazione europea, ora addirittura facciamo dipendere le scelte che riguardano il Veneto e i veneti dalla manovra del governo. Sono tutte questioni che ci interessano, che ci riguardano, che contribuiscono, ma noi, io credo, oggi più che mai dobbiamo fare la nostra parte. Noi, Presidente, siamo pronti a fare la nostra parte, speriamo lo sia anche lei. Grazie.